Allora, secondo giorno, di fatto il primo in realtà qui alla Mostra di Cinema di Venezia, il nostro salottino si alternano ospiti, doveva arrivarne uno, però probabilmente ha fatto le ore tarde e non viene, vediamo se... Ah, Scusa, scusa. tranquillo, Eccomi. Brando Pacitto, No, è che c'è molto cos- vento lì e oggi. quindi eri a fare surf direttamente? Ci ho provato. Perché col mare del Lido però è È un che po' la dura. camicia non è comoda per entrare in acqua. No, ma neanche le scarpe. No. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, tutto bene. Senti, Come se non ci fossimo visti mai, prima ma di mai proprio adesso. nella vita. Che effetto fa venire tu, da sempre vieni a mostrare il cinema dei film, però venire con un film è una cosa diversa. Tu eri stato qui tanti anni fa anche con l'estate addosso, Muccino. Io ero stato qua, sì, a Venezia 73 con l'estate addosso e Piuma che era in concorso. Certo, Piuma con... E... Salutiamo Blue Yoshimi anche Ciao che Blu, ci guarda sempre. un'amichetta. E rosicavo tantissimo perché vedevo tutti i ragazzi che andavano a vedere le proiezioni tutto il giorno, e invece ero nel tram tram delle cose, ovviamente molto contento. Quindi poi negli anni successivi mi sono sempre accreditato e sono venuto alla mostra Come spettatore come puro spettatore. proprio. E... Però quest'anno arrivi e con un film pesante, perché insomma diciamo Padre Pio, Abel Ferrara, Shia LaBeouf, insomma sono uno di quei Sì. titoli che aspettiamo tanto e che effetto fa? Cioè emozione, c'è tensione? È sicuramente diverso da quando sono venuto anni fa, e soprattutto finirci con un progetto così particolare e per il quale io ho un'affezione estrema, come tu ben sai. Certo, noi abbiamo passato al corner a Roma 2 anni fa a parlare di Shia, mezz'ora di intervista di esatto. Shia e ti sei E, trovato sul set con... sì, infatti tu sei stata la prima persona che ho avvisato quando è successa questa cosa. Perché è stato paradossale, però, no? Ha Perché fatto tu molto avevi ridere. scritto anche un articolo su Hotcorn, su Shia, Esatto, su ma che quanto poi la tempo... cosa divertente è che quell'articolo uscì esattamente i primi di novembre di 2 anni Sì, sì. prima, quindi mi ritornò sai, il Ah, ricordo da qualche certo. parte, non mi ricordo, non mi Quindi è sovviene. quasi tipo un monito. Esatto, infatti adesso Adesso devo dobbiamo, pensare a dobbiamo pensare a un altro qualcuno. attore Sì, e la pensiamo bene. peccato che Kubrick non è più in vita, sennò Vabbè, ma qualcuno c'è. lo Senti, ma troviamo. che PTA. effetto ti ha fatto? Beh, PTA Sì. ci starebbe. Che effetto ti ha fatto incontrare? Perché poi diciamolo, allora, nel film sono due parti diverse, quasi due film in Due un mondi film. diversi, sì. Però tu, Shia, poi l'hai incontrato lì. Cioè io l'ho incontrato perché The Man avevo. Himself. Absolutely, ma perché avevo necessità di farlo, Beh, che certo. poi in realtà lui Non interagisce non col tuo interagiva, personaggio. non interagiva molto con il mondo esterno perché era in totale metodo, quindi passava il tempo in un monastero e veniva sul set e quindi non si vedeva mai, e quando si vedeva era una figura quasi intoccabile. E mistica, giustamente, perché... Sì, poi in realtà io una sera a una cena ho conosciuto il suo agente, che era giù in Puglia, e tra un bicchiere di vino e delle orecchiette alle cime di rapa, perché eravamo in Puglia, e gli ho raccontato la mia gigante passione per il cinema di Shia e con Shia, e lui mi ha detto no, no man, you gotta meet him, bla bla, e quindi il giorno dopo me l'ha presentato, ci ho parlato 5 minuti, è stato molto carino, e ci siamo fatti una foto che fa molto ridere. che pubblicheremo poi su Hotcorn. In anteprima. Bellissima. Yes. Che tra l'altro lui è preceduto poi da questa fama, poi ci sono state le polemiche anche recenti su FK a Twigs, addirittura Sì, con Olivia Wilde. Don't Worry Darling. Però parlando con Abel Ferrara, che noi avevamo incontrato anche a Pesaro, lui ha parlato di Shia proprio anche della discesa di Shia nella vita di Padre Pio, o Pio come lo chiama Abel Ferrara, perché non è di Sì, Pio, sì. lo chiama come... Ma lui ha avuto una totale, da quello che ho visto e percepito, devozione al ruolo, e che credo gli abbia cambiato e segnato la vita. Che ho visto poi è diventato, cioè si è convertito al Sì, sì, cattolicesimo, infatti è una ha notizia fatto da... un viaggio di mesi in Italia tra i monasteri, molto affascinante come percorso. Quindi non lo so, è una persona, cioè, è un personaggio talmente ambiguo e bello in Sì, quello che sì. fa
che non riesco ad avere neanche un punto di Sì. vista critico. Diciamo che comunque una cosa è riuscito a farla, che tanti riescono a farla, è riuscito a alimentare questa distanza, no, tra l'attore, il personaggio e il pubblico, mentre oggi spesso si ha l'opposto, cioè gli attori sono talmente vicini al pubblico che il mito, no, quella cosa viene un po' meno. Lui invece un po' la gioca in Phoenix su quello, no? Però è una cosa interessante che mi è, cioè, quello di cui parlavamo ieri, no? Quindi del divismo, di come come si è trasformato negli anni Sì. il divismo. In realtà lui mi sembra una persona molto distaccata nel momento in cui c'è un'interferenza mediatica nel personaggio, ma poi è una persona che se incontri per strada Ah, ok, cioè molto diretta. è molto diretta, è una persona molto concreta, reale, tangibile, Sì, sì. non c'ha quel distacco Sì, sì, del chi siete voi. esatto, io hollywoodiano, sono- no? Del io sono sopra. Esatto. Quella cosa lì è molto bella, è molto affascinante. Come credo di percepire un personaggio tipo Joaquin Phoenix, mi sembra uno molto down to earth da quel punto Sì, di infatti vista. poi Joaquin Phoenix andava alle marce, no, per il Greenpeace, per tutte le Esatto. cose, dopo magari se invece se lo invitavano a qualche party non ci andava e Sì, faceva bene. assolutamente. Senti Brando, ma disagio sempre. venire a Venezia comunque è anche un po' un momento di bilancio, tra virgolette. Che effetto ti fa guardarti indietro e vedere quelle cose che Ma hai è fatto? una- Perché è sei ancora un- giovane, però c'hai già dei... È una celebrazione, e come Sì, tutte le esatto. celebrazioni ha una componente di narcisismo e di ego che viene messa in atto dalle persone che ne fanno parte. Poi ovviamente è bello perché c'è la possibilità di scoprire, vedere tanti film belli, tanti film brutti, di farsi un'idea di quello che sta accadendo sia socialmente che insomma antropologicamente, in che Certo. direzione va il cinema e tutto il movimento che fa parte del cinema, quindi dalle persone che lo studiano, alle persone che lo producono, alle persone che ne parlano, alle persone che lo fanno. Esatto. E quindi è talmente grande, è talmente vario il modo in cui puoi viverti un luogo come la mostra che è bello far parte anche di tutte le sfere del prisma. Sì, No? sì. Tra l'altro, scusa, tutto questo per arrivare poi alla domanda, che è la domanda delle domande, come è stato essere diretti da Abel Ferrara. Io intanto c'ho la palma che Sì, che ti mi accarezza. accarezza lievemente. Cioè l'uomo del cattivo tenente, l'uomo anche con una Mrs. nomea, 45. insomma, Beh, è un regista forte, nel senso ha un suo modo specifico di lavorare che io non avevo mai incontrato nel mio percorso. È molto diverso da tutti gli altri registi con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare. ma cioè perché? Perché è più totale, cioè proprio... Perché è molto vorace, è molto vorace e veloce. Ah. Quindi ha questo metodo molto frammentato e molto un po' caotico e confusionario di girare che insomma viene percepito da chi non è nella sua testa come caotico, ma che poi Poi alla fine nel c'è suo il caos, c'è un lui ordine. sa tutto, capisce tutto e vede tutto e dà in realtà una dimestichezza del mezzo spaventosa. Ma il primo giorno c'eri soggezione un po', ci arrivi lì a Era in Belferrara. totale soggezione, avevo una paura fottuta. E Ma lui cosa fa? Viene e dice, quando... lui ha un modo molto fisico molto anche? fisico, esasperato cioè va in totale c'è tipo un sembra pittore... sembra uno sportivo, ma dai. sembra che sta facendo cardio mentre dirige, è molto bello da vedere perché è molto appassionato, è molto Beh, bello, sì. bellissimo. E quindi tu stai costantemente in un luogo di estrema performance o comunque di estrema concentrazione, perché hai davanti comunque una persona, un regista che demand, no? Cioè sta lì e vuole che stai sul pezzo ed è bello. Che effetto ti ha fatto rivedere vedere il film, anzi? Bello perché Ti come sei piaciuto? io mi piaccio Tu sei sempre. per Ma no, zero, se no non lo farei. No, ci sono quelli che non si guardano e dicono no, no. No, a me piace anche perché cioè, ogni volta che vedi un prodotto finito è finito. Quindi anche solo pensare che una cosa poteva essere fatta in un altro modo
secondo me è un errore. Ovviamente ci sono delle componenti magari di una performance specifica che dici, non lo so, però è una domanda che non mi piace farmi. Cioè mi piace pensare guardi comunque. mi piace pensare che l'oggetto finito è giusto per il momento in cui è stato fatto. Quindi se non è valido è perché non era valido in quel momento, e pensarci a posteriori non ha molto senso. È sicuramente un motivo di crescita il poter rianalizzare qualcosa, ma cioè, io tendenzialmente mi piace. Va bene così. Sì, ha voglia. Allora, Padre Pio lo aspettiamo qui e poi lo aspettiamo in sala. Brando Pacito, noi ci vediamo in giro. Ciao, Hot Con Corners. Shaya, ci vediamo. Shaya all'Hot Corner, Sì, dai, lo vieni, portiamo, Shaya. per forza. Ti aspettiamo. Ha voglia. Brando Pacito.